Ben ritrovati in diretta ancora qui dal padiglione 5 di Fiera Cavalli, la 123esima edizione. Questo spazio è dedicato all'argomento di cui parleremo oggi, ed è l'equitazione di campagna. Parleremo di questo, ma parleremo anche di una bellissima esperienza che ha vissuto uno dei nostri ospiti con il racconto di Santiago di Compostela. Allora ve li presento subito. Qui con me c'è il cavalier Luigi Conforti, maître randonnée di Fise, ben trovato. Grazie. E do il benvenuto anche a Franco Pellizza, tecnico di equitazione di campagna, ben trovato. Grazie. Insieme a noi ci sono anche Flavio, Patrizia e Jessica, che sono tecnici federali e fanno parte di questa delegazione, questo gruppo in divisa di equitazione di campagna. Devo dire, cavalier Conforti, che sono davvero bellissimi e Grazie. specifichiamo, sono dei tecnici federali di equitazione di campagna, è corretto? Certo. Ecco, Certo. come mai la scelta, prima di andare nello specifico dell'argomento di oggi, di essere presenti qui in Fiera Cavalli con questa delegazione? Diciamo che l'equitazione di campagna di per sé è una delle discipline che forse è lasciata più all'angolo, no? Rispetto a altre discipline più importanti come le olimpiche e così via. E però l'equitazione di campagna, che è legata poi molto in questo momento soprattutto al turismo equestre, ha un seguito molto forte di ragazzi giovani che vorrebbero entrare in questo mondo, e questo è il mondo, diciamo, è quella parte non agonistica del mondo, del nostro mondo equestre in federazione. Non tutti siamo fatti per fare dell'agonismo a livello olimpico o quant'altro, o dressage o completo, mentre il turismo è molto sentito e ha bisogno oltretutto di ragazzi preparati, perché poi vedremo, credo ne parleremo, fare la guida equestre o il tecnico federale di campagna al giorno d'oggi è un impegno bello importante, perché è cambiato questo mondo. Non siamo più nel mondo della guida che conduceva un gruppo, ma siamo entrati nel mondo di una guida a 360 gradi che deve avere una preparazione in ogni senso. Ecco, anche perché le nozioni da sapere e da conoscere, da poter trasmettere a chi viene a visitare il nostro territorio a cavallo sono davvero tantissime. Certo, dobbiamo partire naturalmente e chiaramente dalla conoscenza del territorio, quindi la topografia del territorio, ma parlare di topografia non è così semplice quanto dire che nel territorio, noi nel Veneto oltretutto abbiamo le ville, abbiamo i castelli, abbiamo le Dolomiti, abbiamo foreste meravigliose come la foresta del Cansiglio, abbiamo i lunghi argini come il Piave, come l'Adige, e quindi una conoscenza topografica che va a fondo. Ma oltre a questo, il tecnico federale adesso deve avere una conoscenza naturalistica, quindi dove si muove il tecnico deve saper descrivere quantomeno la fauna che vive in quella zona, deve conoscere la parte naturalistica relativa a quello che è la cultura delle piante, la selvicoltura e così via. Poi c'è l'enogastronomia, che naturalmente non viene a mancare né da noi né da nessun'altra parte. Anzi, è una parte importantissima. E poi la storia, perché l'Italia, come il Veneto, è ricca di storia. Ed ecco che il tecnico al giorno d'oggi deve saper guidare questo gruppo per la giusta strada, nella giusta maniera. Io uso un modo di dire nello spazio e nel tempo, cioè dobbiamo muoverci conoscendo lo spazio e il tempo che copre questo spazio, quindi tutto quello che ci sta intorno, far vivere alla persona che ci segue o al gruppo che ci segue in maniera emozionale il territorio passo passo. Questo è nato soprattutto in questi ultimi anni con la mobilità dolce. Certo.
Lei lo ha detto, il Veneto è un territorio ricchissimo, oltre alle grandi città, Venezia, Verona, che ci ospita quest'oggi, il nostro territorio è fatto di luoghi straordinari, piccoli borghi, i sentieri, il Piave, insomma un territorio davvero molto molto ricco, e lei ha nominato la Foresta del Cansiglio. Proprio come Dipartimento di Equitazione di Campagna avete organizzato un lungo weekend a cavallo a contatto con la natura nella Foresta del Cansiglio, insomma un luogo davvero anche questo straordinario. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza meravigliosa, l'ho voluta per un mucchio di ragioni. Innanzitutto ho chiesto la partecipazione dei miei tecnici, che hanno aderito in maniera molto così Positiva, volentieri, certo. lo hanno fatto volentieri. L'ho voluto per insegnare loro cos'era un viaggio vero, qual è un viaggio moderno, perché stiamo anche tra l'altro vedendo proprio le immagini di quel lungo weekend. Proprio Patrizia, che è qui con noi, ha preparato il viaggio, naturalmente con tutti noi che abbiamo lavorato intorno a loro, ma anche Franco ha dato una mano, e qui abbiamo fatto un viaggio dove abbiamo appunto inserito tutto quello che ho appena detto, la conoscenza del territorio, la storia. Stavamo passando appunto in un villaggio cimbro un attimo fa, l'enogastronomia, perché ho preparato loro un pranzo in mezzo alla foresta, eccoli qua, tutti in divisa, i nostri tecnici. Addirittura ci siamo fermati, e siccome io mi diletto un po' di poesia, abbiamo letto qualche bella poesia della foresta per far capire come bisogna portare all'interno di un viaggio l'utente equestre, come farglielo vivere a tutto tondo. Pranzare dentro alla Foresta del Cansiglio e avere la possibilità di ascoltare la lettura di una poesia deve essere qualcosa davvero di magico. Io credo di sì, perché ecco qui proprio le immagini, le stiamo vedendo. Credo di sì perché gli stessi tecnici abituati a viaggi, il giorno dopo, quando abbiamo finito, i primi messaggi che mi hanno mandato sono stati proprio un ringraziamento per aver dato delle cose nuove, nozioni nuove, modalità nuove, e questa in effetti era la mia volontà, dove volevo arrivare. Tra l'altro io sto proprio cercando di portare all'interno del gruppo e dell'equitazione di campagna quella parte della comunicazione che deve essere importante tra la guida e il gruppo che sta dietro. Comunicare, parlare, farsi vedere e farsi sentire in un certo modo. Franco Pellizza, lo chiedo anche a lei, com'è stata questa esperienza? Perché insomma questo trekking di fino a agosto è stato curato anche da lei insieme al Cavalier Conforti. Avete accompagnato 14 cavalieri tesserati FISE alla scoperta di questo territorio che con i suoi 7.000 ettari rappresenta, se non sbaglio, la seconda foresta italiana per estensione. Esatto, è stata un'emozione perché oltretutto con tutti i tecnici preparatissimi abbiamo girato 2 lembi del Cansiglio, dalla parte dove c'è la Faggeta e dalla parte verso il Friuli, che sono 2 territori completamente diversi, e c'è stato tutto un giro tutto bello rotondo, è andato tutto bene e ci siamo divertiti e non c'è stato nessun problema, ci sono state 2 giornate meravigliose. Un'esperienza che magari ripeterete in futuro? Un'esperienza di qualche raduno, sicuramente in futuro qualcosa verrà fatto, visto che il Veneto offre dalle Dolomiti al lago di Garda, al mare, al Po, cioè ce ne Colli Ugani dove abito io, ce ne sono, per cui carne alla brace ce n'è, insomma, ecco. Cavalier Conforti, un turismo lento che davvero è capace di regalare grandi emozioni, che attira sempre più persone che vengono dall'estero proprio per vivere il nostro territorio in maniera slow, lentamente, no? Siamo abituati a dei ritmi molto frenetici, la possibilità di vivere il territorio a cavallo lentamente, gustandoselo, attira molto. È un tasto un po' dolente, sinceramente, che lei sta toccando, nel senso che sta parlando di richieste dall'estero. Abbiamo talmente tanta domanda che possiamo
indicare con un numero 100, ma possiamo offrire solo 30, cioè effettivamente non riusciamo a crescere, ed ecco uno dei motivi perché siamo qui, è proprio per promuovere anche fra i giovani questo nuovo modo di vivere il cavallo, proprio perché questa offerta non riesce a soddisfare la domanda. Nello stesso tempo, e quindi vengo a quello che qual è la richiesta che mi ha fatto lei, il vivere la campagna in maniera lenta e non frenetica, perché era un po' il modo di qualche tempo fa. Io purtroppo no, sono anziano, quindi ho vissuto anche un'altra epoca dell'equitazione di campagna, dove spesso si puntava all'adrenalina, era più un viaggio adrenalinico, facciamo le galoppate. È cambiato tutto, sono cambiati gli utenti attualmente, sono utenti che hanno un'altra voglia, hanno proprio una voglia di vivere un territorio in tutte le sue sfaccettature, conoscere le particolarità. Lei parlava di borghi, è bello passare per un borgo e sentire il profumo dello spezzatino, per dire, no? Perché a cavallo spesso si passa proprio all'altezza delle finestre, oppure passare nella zona del Prosecco e sentire veramente l'odor dei tini, come si diceva, e questo comporta un rinascere, comporta un riportare indietro spesso persone che vivono giornate frenetiche all'interno di città, e invece riportarle sul cavallo a vivere quasi un sogno, quasi un volare nello spazio e nel tempo. E mi ripeto in questo, perché mi piace, perché credo sia il modo proprio di vedere l'equitazione di campagna, l'equiturismo. Ci ha regalato delle immagini con le sue parole. E io, come le ho detto, mi piace scrivere, quindi spesso le racconto le stagioni a cavallo, lo scricchiolare della brina sotto gli zoccoli d'inverno, oppure il colore rosso delle viti in autunno, o il calore dell'estate sotto il solleone. E qui ci sono momenti anche nello stesso luogo che si possono vivere in maniera completamente diversa, ed ecco dove il tecnico federale deve saper mettere l'accento giusto per far sì che anche la passeggiata classica ogni giorno possa essere una cosa diversa. Però deve avere l'occhio del tecnico preparato, vedere la lepre, vedere il gruppo dei corvi, vedere il contadino lontano che comincia la vendemmia, tutte queste cose sono piccole. E saper porre l'attenzione su questo, ci vuole una grande sensibilità, no? Grazie a Luigi, perché proprio ci ha fotografato quello che sentiamo sull'andare a cavallo noi, la sensazione che abbiamo quando siamo anche da soli a cavallo, che vediamo la natura come cambia da stagione a stagione, da mese a mese, che è una cosa favolosa, che ormai abbiamo perso quel punto di vista là. Ecco, lui ci ha spiegato proprio nella maniera più fotografica. Senta, abbiamo un'altra grande esperienza che lei ha fatto, che dobbiamo raccontare. Siete partiti il 3 settembre di quest'anno e siete tornati all'incirca un mese fa, no? Se non sbaglio. Il 2 ottobre. Avete passato 22 giorni in sella. 23, sì. 23 giorni in sella per 150 ore di cammino. Dove siete andati? Allora, è stata un'idea 2 anni fa, un mio amico Gasparino Spagnol mi fa: vuoi che facciamo il cammino di Santiago de Compostela? Io l'ho guardato e sono stato un po' stupito, ho detto è un bel impegno, però ho detto si potrebbe studiarci sopra e lo proviamo. E la pulce nell'orecchio, io quando mi sfidano così... Vi stiamo vedendo, eravate in 3. Ecco, sì, esatto, noi siamo noi 3 cavalieri, siamo partiti in 3 cavalli e 2 ragazzi di supporto con i mezzi e i trailer, e siamo partiti da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia, sui Pirenei, e col primo giorno siamo entrati subito in Spagna, a Roncisvalle, e abbiamo attraversato la Navarra fino a Pamplona, poi siamo entrati nella regione della Rioja e poi abbiamo passato la Castiglia a León,
e siamo arrivati in Galizia dove c'è Santiago de Compostela. È stato un viaggio magico, una cosa che là non c'era competizioni, lì c'era solo qualcosa che ti prende dentro. Abbiamo trovato tantissimi pellegrini, la gente locale che ci ospitava. Cosa vi diceva la gente del posto che vi vedeva fare il Cammino di Santiago a cavallo? Causa che non ci sono tanti cavalli che girano, anzi pochissimi, se non dire quasi gli unici, e quando ci vedeva erano stupiti, ma ci aprivano le porte, cioè qualsiasi cosa, se dovevamo fermarci o cosa, ci chiamavano dentro e erano stupiti, perché in Spagna il cavallo ha molta importanza, è sentito come tipo la Germania, eccetera, ma ci vedevano così nel suo cammino degli spagnoli, che è il Cammino di Santiago, e devo dire che persone speciali. Senta, è vero che vi hanno ribattezzato i Cavalieri di Santiago? Esatto, sì, no. Nel frattempo è partita anche una musica trionfale dallo stand esatto. accanto. Sì, no, ci siamo battezzati noi i Cavalieri di Santiago, però tramite social loro sapevano già che arrivavano 3 cavalieri che erano i Cavalieri di Santiago. Praticamente noi, tappa per tappa, dove arrivavamo, praticamente c'era già la gente che ci aspettava. Eccolo i cavalieri che passano. Bellissimo. È stata meravigliosa, anche perché si passa su città grosse tipo Pamplona, Burgos, Lo Strono, León, però si passa tantissimi borghi con pochissima gente, cioè abbiamo passato paesi con 150 persone, 80 persone, addirittura una 23 persone c'erano, però si passa sempre in centro paese, sempre nel centro storico anche dei grandi, delle grandi città, e niente, eravamo praticamente i divi che passavano, però noi con la nostra umiltà, sempre testa bassa, salutavamo tutti e andavamo avanti, perché dovevamo arrivare allo scopo. E a mano che andavamo avanti, a parte il discorso Meseta, che sono stati 170 km da Burgos a León, che cioè, è tutto piatto, un altopiano tutto piatto, sotto il sole cocente, perché a settembre batteva, e ci saranno 30 alberi in 170 km, ci abbiamo messo 5 giorni. Però è stata una bella prova di forza, insomma, è stata una bella prova di coraggio. Sì. E siamo arrivati alla fine che c'era proprio una processione, gli ultimi 200 km c'era una processione di pellegrini che arrivavano a Santiago fino ad arrivare alla meta, al giorno che siamo arrivati, la mattina presto che siamo arrivati dentro. Ecco le immagini del nostro arrivo. Bellissimo. Il momento più bello, se si potesse trovarne uno? Non saprei, i momenti più belli sono stati quando abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, perché anche a livello mentale, a livello psicologico, dopo 20 giorni, 23 giorni c'è sempre un cedimento, però ci si dà coraggio. Lo staff, il nostro gruppo era un gruppo un po' scelto, perché non si può andare via con gente, ho scelto gli amici, abbiamo scelto il gruppo giusto, dopo uno andava in crisi, ci si dava coraggio tutti quanti, e il momento più bello che mi ricordo come un sogno è stata la mattina, che era buio, che siamo entrati a Santiago con le luci della città, siamo entrati con i cavalli a mano, e vedere l'alba dietro la basilica di Santiago e noi sulla piazza vuota praticamente, perché non c'era nessuno, una decina di persone, quando dopo 2 ore che era già riempita. Si era già riempita. Il momento più bello. Grazie per averci raccontato questa sua esperienza. Siamo quasi in chiusura. Io vorrei fare al Cavalier Conforti, lei ha detto abbiamo bisogno di giovani che si affaccino all'equitazione di campagna. Un invito quindi ai nostri telespettatori. Sì, il mio invito è a tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere
una carriera, perché può essere anche proprio un ottimo lavoro nel mondo equestre, anche perché mancano, sono ricercati. Spesso molti dei nostri circoli non possono fare equitazione di campagna semplicemente perché non hanno le persone adatte. Quindi è un modo per vivere il cavallo in una maniera completamente diversa, lontana da quelle che sono le piazze, diciamo, dell'agonismo. Però al contrario c'è la soddisfazione di conoscere tantissima gente, di fare una cultura interiore e personale altissima, perché poi il tecnico di equitazione di campagna può crearsi da solo. Io dico sempre ai miei ragazzi nei corsi: più studiate qualsiasi cosa e più diventerete leader del vostro gruppo, più sarete pronti a risolvere problemi, ad affrontare persone, ad affrontare qualsiasi cosa, più crescerete personalmente, interiormente e nel vostro lavoro. Quindi è un lavoro che veramente ti matura, ti porta avanti, ti fa crescere e dà tantissime soddisfazioni. Quindi avvicinarsi non è difficile, l'importante è avere molta buona volontà, avere chiaramente la passione per il nostro cavallo, perché questa non deve mancare, seguire i corsi che ci sono e poi sarà il tempo che ti farà un'ottima guida, un ottimo tecnico, oppure ti farà lasciare il lavoro probabilmente. E la passione è chiara, l'abbiamo davvero percepita. Grazie al Cavalier Luigi Conforti. Grazie a voi. Grazie a Franco Pellizza, grazie Prego. a Flavio, Patrizia e Jessica di averci raccontato queste bellissime esperienze. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Torniamo tra pochissimo con un altro importantissimo progetto di cui vi vogliamo parlare. A tra poco.